E sul settore dei rifiuti, è vero la precisazione che veniva fatta, gli accordi sui traffici di armi sono passati anche qui e non c'è dubbio che la crisi che c'è stata nella ex Jugoslavia, sicuramente queste erano aree di transito e di traffico su questo fronte, ma sul settore dei rifiuti c'è una certa specializzazione di imprese e siccome questo è un settore molto controllato dalla criminalità organizzata, non c'è dubbio che qualche affare o affari, connivenze dell'imprenditoria friulana su questo fronte sicuramente c'è, perché anche le modalità organizzative di queste imprese sono molto vicine e difficilmente controllabili rispetto ad altre attività. Potremmo fare l'esempio della società della discarica che è stata sequestrata qualche anno fa, 1 o 2 anni fa, dell'inceneritore anzi di Manzinello, e delle caratteristiche dell'impresa che gestisce questo inceneritore. Società controllate da altre società, scatole vuote magari con la stessa proprietà, e si arriva alla testa con società in accomandita nelle quali non sappiamo nemmeno qual è il proprietario. Ripeto, questa è un'area di cerniera fondamentale che sta crescendo sul piano della criminalità, ma non solo e non tanto della criminalità organizzata, perché il tentativo che si fa di in qualche modo occuparci solo ed esclusivamente della mafia, la mafia non si sconfigge perché non è l'antistato, è strutturalmente legata a questo sistema imprenditoriale e questo modello di società che sta venendo avanti. E non si può sconfiggere se non sconfiggiamo l'illegalità, la criminalità economica, la criminalità politica di questo sistema dei partiti che strutturalmente favorisce la criminalità organizzata e tende per queste condizioni strutturali a fare alleanze di fatto, e diventa estremamente conveniente se l'attenzione, la concentrazione diventa solo sulla criminalità intesa come fenomeno militare particolare. Gli affari della mafia, come stanno dimostrando ormai molte indagini, sono sul fronte della collusione con il potere politico e con le istituzioni. Per molti anni sono state organiche alla gestione di un certo sistema di potere, altro che antistato. Erano dentro e colluse con le pezzi dello Stato. La vicenda di Borsellino, le indagini che si stanno riaprendo sulla presunta trattativa dello Stato con la mafia all'epoca ne è un esempio tipico. Ma soprattutto è la criminalità, l'illegalità innescata da questi modelli imprenditoriali che tende a favorire questo, e quindi se non affrontiamo complessivamente questo problema, la lotta all'illegalità, alla criminalità politica, alla criminalità economica, difficilmente potremo sconfiggere la criminalità organizzata. Grazie.